Appuntamenti in agenda per sabato 3 settembre. A Santa Margherita Ligure torna il mercatino del Bello delle Donne Liguri, dalle 9:30 alle 20:30 ai giardini a mare, pizzi al tombolo, prodotti di artigianato, oggetti artistici e attività laboratoriali, frutto della creatività femminile. A Campo Ligure si svolge la seconda edizione del Weekend della Filigrana, dalle 15 nel centro storico, iniziative, attività e giochi e la rassegna Vini nel Borgo. Torna alla scoperta dell'Eudo, organizzato dall'area educativa della cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il Musel e l'associazione Amici dell'Eudo. Alle 16:30 nelle sale del Museo Archeologico e della città di Sesti Levante si presenta la storia dell'Eudo Nuovo Aiuto di Dio per poi imbarcarsi sul piccolo veliero. Creiamo luce è il titolo della mostra degli artisti Chris Guenzati e Dubini, ospitata alla Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari. Taglio del nastro alle 17:30. L'esposizione resterà allestita fino all'11 settembre con orario 10:30-12:30 e 17:30-19:30. Taglio del nastro alle 18 nella sala Expo di Palazzo Fasce a Sestri Levante per la mostra di Roberto Altman, Murale, l'idea che muove il fare, rassegna di studi e bozzetti del pittore. La mostra resterà allestita fino al 18 settembre con orario 9:13, 14:17 e 19:22. Alle 18 Maria Pia Altamore presenta il suo libro Eccesso di Zero, una miscellanea di pensieri, monologhi e poesie ritrovati nei quaderni di scuola o nel computer di casa. La presentazione si terrà nel giardino di Via dei Devoto 144 a Lavagna. Sempre alle 18 a Castello Brown a Portofino incontro con l'autore Giorgio Ficara e presentazione del suo volume Riviera. È ancora visitabile la mostra fotografica di Micaela Gotelli, Donna e Natura, allestita alla Torre dei Doganieri di Sestri Levante, orario tutti i giorni dalle 18:30 alle 22:30. Nell'ambito del 10° Festival Internazionale di Musica di Savona, alle 21, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, l'Accademia Erard eseguirà su strumenti d'epoca alcuni lavori di Nicolò Paganini e Felice Giardini, in un concerto promosso dall'associazione Ensemble Nuove Musiche. Torna a Santa Margherita Ligure l'Irish Music Festival, organizzato nell'ambito della rassegna Musica nei Castelli di Liguria dall'Associazione Culturale Corelli Musica. Alle 21:15 in piazza Caprera il concerto dei Caledonian Companion con Elena Spotti all'arpa irlandese, Fabio Rinaudo al Villenian Pipes e Whistle e Luca Rapazzini al violino, insieme a Michael Balatti al flauto traverso irlandese. Sempre a Santa Margherita Ligure si esibisce la Filarmonica Cittadina Cristoforo Colombo alle 21:15 in piazzetta Sant'Erasmo, concerto Note di settembre sotto la direzione del maestro Alessandro Cardinali. Infine il concerto In Viaggio con il Bando Neon chiude la 31esima edizione del Levanto Music Festival Amphitheatrof. L'appuntamento alle 21:30 all'Auditorium Ospitalia del Mare con il violino di Valerio Giannarelli e il bandoneon di Gino Zambelli.